Miatello che voleva intervenire prima, ma poi andiamo da Toaldo. Sì, un flash, dopo torno ai risparmiatori. Allora, il problema è ora. Ora c'è un problema, il signor Venturato ha fatto le pulci su quello che è stato detto, la realtà è solo una. Ora c'è un problema di persone che stanno per essere rovinate, no persone, siamo tutti rovinati. Questo è il problema di oggi. Il ministro quello Cingolani che dice la truffa, non può dire truffa. No. Chiedo scusa. Non può dire scusa un attimo, stop. Non può dire una truffa, vedremo. Se c'è una truffa... di chi gestisce, di chi specula, che sia fondi, che sia pinco, panco, domani mattina, siccome siamo in stato d'emergenza e abbiamo visto cosa si può fare con i diritti in stato d'emergenza, siccome che l'emergenza c'è per pensionati, piccole imprese, Confindustria che dice tanti discorsi, ci sono le piccole e medie imprese, le 300, sono le 300 iniziali, c'è gente che ieri aveva gli ordini qua in Germania, oggi non li ha più, 30 persone lasciate a casa, perché? Perché la corrente devono fare il prodotto in Slovenia, i tedeschi la mandano in Slovenia, quindi basta fare tanti discorsi del pelo sull'uovo, cioè dobbiamo fare oggi. No, fra 20 anni. Certo. È il ministro Cingolani, lasciamo perdere. Lo Stato, Draghi, deve tirar fuori il fuoco e i politici devono fare i cavalieri per salvare la gente. E stiamo coi problemi in Italia. Invece di fare tante fantasie, mi scusi dello sfogo. Guardi che stiamo dicendo la stessa cosa. Stiamo dicendo la stessa cosa. Stiamo dicendo la stessa cosa. Andare a fare il segretario generale delle Nazioni Unite. Allora, Miatello. Poi torniamo da Pier Vincenzo De Prato. Allora, domani mattina mi dai il telefono perché mi servono i pannelli, quindi domani mattina. Dopo, per quanto riguarda il carburante, io mi ricordo le date. 2014 il prezzo dollaro a barile era $145 e io facevo gasolio con 1,35 € che sudavo. Ora, oggi il prezzo al barile è $106. E c'è ho visto qua il gasolio a 2,25 €. Allora siamo alla follia. Se ci vogliono prendere ancora in giro a Roma, Draghi, stai sbagliando. Voi al governo state sbagliando adesso. Non dovete giocare con la gente. Chiuso. Per quanto riguarda i risparmiatori, ricordo che fortunatamente noi abbiamo trovato i soldi dei conti dormienti da dare alle vittime che sono state derubate, 200.000 famiglie nel nord-est, 320.000 famiglie in Italia, 11 banche cancellate da leggi fatte da finanzieri e queste banche sono state cancellate e acquisite con un euro. Persone che hanno generazioni di sacrifici, gente che ha lavorato, imprese, 27.000 imprese cancellate. Noi siamo riusciti a far fare un fondo inginocchiandosi davanti al MEF. Io non ho visto nessuno dei diplomatici a inginocchiarsi. Fate gli applausi a Zaleschi, fate tutti gli applausi. Ecco, quando si parla di guerra mondiale, la vita è di tutti. State attenti a giocare. Il popolo non vuole che mandate le armi in Ucraina. Il popolo vuole essere protetto. Noi siamo deboli in Italia perché la politica ha mangiato tutto, le banche hanno mangiato tutto. Banca d'Italia,
Banca d'Italia ancora va avanti e tutto va bene. Il Signore ha fatto che sono state salvate solo 128.000 persone. Sono state salvate col 30%, elemosinando con soldi non pubblici, soldi che il sistema bancario aveva fatto sparire e che poi con questo fondo abbiamo risvegliato altri 3 miliardi e mezzo di risparmi dati indietro alla gente. Allora io dico, se un piccolo 3, 4, 5 persone hanno fatto questo, io non sono pagato, non siamo pagati per fare questo. Vabbè, abbiamo salvato vite, abbiamo dato speranza. E abbiamo dato speranza anche con le istituzioni, perché ci sono degli enti Consap, dei politici che funzionano, degli altri che state dormendo e state veramente irritando le persone. Guardate che non finisce bene. Fortunatamente il fondo sta andando a compimento. Io mi sono levato il peso delle persone che si ammazzavano, perché di 320.000 persone in Italia ne mancano all'appello 156.000 che non si sa dove sono. Vabbè, in 5 anni sono sparite 156.000 risparmiatori, morti, Covid, suicidi, e nessuno ne parla. L'Istat ha cancellato i suicidi economici dal 2014. È ora di finire e prenderci in giro, perché adesso abbiamo passato la pandemia. Adesso non prendete in giro le persone, voi politici europei italiani, parlo ai politici parlamentari e europarlamentari anche del Veneto. Noi quello che abbiamo fatto con le banche l'abbiamo chiuso, ok? Adesso andremo a compimento. Noi ci mettiamo perché le persone, mia madre, che ha una pensione di 400 euro, gli arriva 1.000 euro. Ma vi rendete conto? E voi vergognosamente dite rateizzazione, dite questo. Qualcuno fa ancora, fate i bravi, lei professori, facciamo ancora i bravi, no? Facciamo strumentalizzazioni politiche. Posso fare, dico chiudo, con una frase venetistica. Avete rotto i coglioni, avevi rotto molto chiaro. Miatello è comprensibile dello sfogo di Patrizio Miatello, che interpreta il pensiero ridete rovinate. Allora scusate, andiamo direttore, mi scusi. Questo fondo noi lotteremo perché la rimanenza che dovrebbe rimanere venga data, ripartita fra le vere vittime che hanno prodotto il 30%. Al 9 aprile faremo una riunione per un aggiornamento e la nostra battaglia concreta, la mia passione crea sempre concretezza. Fortunatamente c'è tanta gente che vuole concretezza e noi andiamo avanti, insomma, ci vediamo la prossima volta. C'era un problema nel microfono, ma l'abbiamo sentita. Grazie.